L'America con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Teleradio dell'America, questo è l'appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti d'America e cominciamo subito la puntata del 5 maggio 2025 parlando proprio del Cinco de Mayo, ovvero una celebrazione, una festa annuale che si tiene ogni 5 maggio negli Stati Uniti proprio per celebrare insieme ovviamente al Messico la vittoria proprio dello Stato messicano nei confronti del secondo impero francese. Ma è una festa che ormai è diventata quasi più celebrata negli Stati Uniti rispetto che proprio al Messico, proprio anche grazie ai tantissimi latinos, ai tantissimi messicani che oramai abitano nello stato a stelle e strisce. Una celebrazione, tra l'altro, che viene veramente interessa a tutti e viene celebrata da tutti. Anche Donald Trump durante il suo primo mandato più volte aveva celebrato insieme ai propri cittadini messicani o comunque di discendenza messicana. E parliamo di una celebrazione dove viene rappresentata poi anche tutta la cultura latina, si mangia il cibo tipico di quelle parti, ovviamente anche l'arte latina con la musica, la festa, i balli vengono proprio celebrati in tutti gli Stati Uniti. Quindi parliamo subito con un argomento, diciamo, chiamiamolo allegro. Passando dal Cinco de Mayo sempre alla tematica, possiamo dire così, dell'immigrazione, Donald Trump è stato intervistato da NBC e durante proprio l'intervista a NBC ha dichiarato, durante la domanda proprio della presentatrice, che è bello o no, chiedendo proprio lui all'intervistatrice, è bello o no parlare dei confini e quanto ora siano sicuri. È bello parlare di quanto ora vi sia proprio il numero più basso della storia recente proprio per ingresso di cittadini irregolari all'interno dello Stato americano. La presentatrice non ha potuto fare altro che confermare che i numeri di Donald Trump fossero esatti e che ora, in questo momento, l'immigrazione è a un buon punto per quanto riguarda proprio il controllo dell'ingresso di immigrati irregolari. E Donald Trump ha aggiunto che in questo momento quindi l'immigrazione non è più uno dei temi principali della propria amministrazione, ma il problema più grande ora è poter espellere, poter mandare via tutti gli immigrati irregolari che sono in questo momento sul suolo americano. Immigrati irregolari che sono aiutati, possiamo dire così, da una burocrazia, da un reparto giudiziario che appena può interviene e cerca di bloccare proprio gli ordini del presidente della propria amministrazione. Parliamo infatti di ordini dei giudici che arrivano a numeri record nei primi 100 giorni di presidenza americana, e 100 giorni tra l'altro sono sempre un traguardo molto importante, sono stati segnati quindi da tante iniziative dell'amministrazione Trump, possiamo dire quasi un'amministrazione al passo con i tempi di internet, poiché dopo pochi giorni veniva subito fuori un altro argomento. Ma è importante quello che sta avvenendo proprio perché testimonia quanto in realtà vi sia un grande reparto, un grande pezzo, tra virgolette, della burocrazia statunitense che sia contraria proprio attivamente alle regole e alle idee del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. E infatti questo non fanno notare i tanti giornali democratici che sottolineano come Biden negli ultimi mesi di presidenza abbia numeri più alti per quanto riguarda le espulsioni rispetto a Donald Trump, a parte che sarebbe in realtà un attacco anche a Biden, non lo è, però dovrebbe,
perché ha avuto dei numeri quindi altissimi, ma Donald Trump deve fronteggiare tantissimi problemi a livello giudiziario, sia a livello locale sia a livello federale. Donald Trump, tra l'altro, riguardo i dazi è rimasto fiducioso che possano aiutare l'economia a rialzarsi, infatti non vuole usare l'arma dei dazi contro la Cina solo per portare al tavolo delle negoziazioni, ma pensa che sia una misura necessaria proprio per contrastare l'influenza cinese e ha parlato anche di una industria importantissima per quanto riguarda gli Stati Uniti, ovvero Hollywood, ovvero i film, non solo Hollywood ovviamente, ma Hollywood diciamo che è come parlare di Silicon Valley quando si tratta di aziende di tecnologia, ovvero è il posto più rappresentativo nell'immaginario comune, ma parla proprio di dazi che dovrebbero arrivare al 100% proprio per ogni film prodotto da stranieri, per cercare di risollevare i giganti dell'intrattenimento americano, che secondo me si sono in realtà scavati la fossa da soli, più che solo subire le difficoltà che ogni business, che ogni corporation, che ogni piccolo imprenditore può aver subito in questi anni. Parliamo di Hollywood, che più volte ha fatto film quando erano graditi, tra virgolette, alla massa, con una storia leggera o meno, però che fosse scritta in una maniera sensata e bella, ha portato alla fine le persone in sala, nonostante gli aumenti dei biglietti, perlomeno negli Stati Uniti, al cinema. Quindi parliamo di un Hollywood che in realtà, se potesse, se volesse, potrebbe tranquillamente risollevarsi, oltre al fatto che le star ormai dei film hanno stipendi per il singolo film che equivalgono a tantissimi budget per film indie o minori. Andiamo avanti poi con le notizie, con un Donald Trump appunto che dice "We want movies made in America again", questa notizia appunto riguardo ad Hollywood, quindi tramuta il proprio slogan anche per le singole industrie. Sempre Donald Trump parla anche della possibilità di rimuovere ad Harvard la possibilità di essere esente dalla tassazione. Harvard che ha avuto degli scontri proprio con l'attuale amministrazione Trump e The Donald ha dichiarato che è un'università che non rispetta i crismi, che non rispetta i valori statunitensi, un'università che anzi, secondo Donald Trump, ha pure attivamente ostacolato i valori americani. È un Harvard, tra l'altro, un'università che ha subito, appena potuto, denunciato l'amministrazione Trump anche per quanto riguarda il blocco dei fondi federali che l'università si è vista non arrivare si parla circa di 2,2 miliardi di dollari, perché le università americane ormai non si parla solo di istruzione, ma si parla anche di sport, si parla anche di ricerca, sono delle grandi aziende che diciamo possono forse quasi fare a meno dell'istruzione come parte importante del proprio business. Intanto, dato che si parlava proprio di dazi e di come vi siano delle incertezze, tutti lo riportano, ma pochi invece riportano quanto in realtà il mercato del lavoro americano sta tenendo duro, anzi sembra che stiano diminuendo i disoccupati americani, stanno aumentando piano piano ovviamente anche le paghe, e vedremo se questo aumento di paghe riuscirà a contrastare l'inflazione. Non credo, onestamente, però sarebbe un inizio. Infatti, proprio di inflazione ha parlato Donald Trump proprio nella sua ultima intervista per celebrare i 100 giorni
di presidenza con Time Magazine, il grandissimo, possiamo chiamarla rivista, magazine, che conoscete tutti, la rivista che pubblica ogni anno la persona dell'anno, scusate la ripetizione, e che viene presa sul serio, proprio in quello spicchio di tempo viene presa sul serio da tutti. Quindi un Time Magazine che ha intervistato Donald Trump, e un Donald Trump che si è mostrato anche sicuro di quello che sta facendo, tra l'altro, la propria presidenza. Un Donald Trump che ha dichiarato che ha incontrato gli amministratori delegati di Walmart, Target e Home Depot, che sono ehm, i più grandi supermercati, e non, perché in realtà sono possiamo chiamarli così, un tutti frutti, perché vendono medicine, anche vendono occhiali, vendono prescrizioni per gli occhiali, nel senso vendono la possibilità di poter fare prescrizioni sugli occhiali. E parliamo anche di un Donald Trump che ha dichiarato che questi amministratori delegati sono in realtà dalla sua parte, ma ovviamente anche perché il presidente, come sempre, i grandi imprenditori, giustamente, anche per avere dei vantaggi, si mettono anche a favore del presidente in carica. Non è che perché apprezziamo Donald Trump possiamo comunque negare questa importante, tra virgolette, verità. Ma è un Donald Trump che ha dichiarato che i dazi saranno importantissimi per gli Stati Uniti che quindi dovranno continuare a tenere duro per quanto riguarda la politica a breve termine, perché poi a lungo termine, secondo Donald Trump, i dazi saranno la mossa esatta, come sempre ha dichiarato, tra l'altro. Vedremo se poi i dazi saranno allo stesso modo, con la stessa forza tra un anno, però per ora avete visto anche in questa rubrica che tante nazioni alla fine hanno chiamato per rinegoziare i dazi, per rinegoziare i termini. Donald Trump, tra l'altro, vuole riaprire il carcere famosissimo di Alcatraz, rimanendo tra l'altro nell'ambito dell'intrattenimento, dei film, e l'immaginario collettivo che si ha di Alcatraz era appunto di una prigione che bisogna utilizzare proprio per criminali di massima sicurezza. Una prigione che deve essere ricostruita e riaperta, secondo Donald Trump, proprio per avere l'opportunità di poter contenere i più importanti, i più pericolosi criminali, eh, perché evitino di poter provocare altri danni alla popolazione. Vedremo se sarà una notizia, tra l'altro, apprezzata dal resto della popolazione. Perlomeno però si vede che la sicurezza rimane una tematica molto molto importante. Un altro funzionario, tra l'altro, è stato licenziato, ricorderete, Walls, che fece fuoriuscire le chat dedicate proprio alla difesa e alla politica estera, ma è stato trasferito in un'altra posizione e verrà proposto da Donald Trump come ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, quello che Trump chiama proprio in realtà un upgrade. Ultime notizie dedicate soprattutto alla sanità degli Stati Uniti, con Kennedy Jr. e il suo Dipartimento della Sanità, vede un aumento in Texas purtroppo di casi di morbillo, si arriva oramai a circa 630 casi, ma sembra anche che gli Stati Uniti siano interessati a produrre dei vaccini che in realtà siano universali. Praticamente così se andassi al supermercato prendi uno e te ne danno 4 di medicinali pronti. Vedremo se funzionerà, vedremo se tra l'altro anche la gestione di Kennedy Jr. proprio per quanto riguarda l'aumento di casi di morbillo sarà sufficiente. Addirittura adesso ne sono stati verificati 2 in Illinois. Vedremo cosa succederà.
è difficile dare un'opinione in questo momento, onestamente. C'è chi ovviamente parla già di disastro perché si ha un pregiudizio negativo con Kennedy Jr., c'è chi invece parla già di ovviamente successo, vedremo in futuro. E con un'ultima notizia proprio dedicata alle compagnie aeree, che sono un business in difficoltà negli Stati Uniti. Le compagnie aeree hanno chiesto una riduzione per i voli minimi proprio per quanto riguarda gli Stati Uniti e proprio per quanto riguarda l'andare e tornare dalla città di New York, che ovviamente è la città più trafficata in questo momento, proprio per quanto riguarda i voli, essendo una città importantissima anche economicamente parlando. Ma vedremo anche questo importante fattore, perché ricorderete il settore dell'aviazione negli Stati Uniti ha avuto grosse difficoltà con il caso Boeing, con una multinazionale produttrice di aerei che sono visti fallaci per quanto riguarda la sicurezza e anche problemi per quanto riguarda i vari casi di informatori che sono stati trovati misteriosamente morti. Vedremo in futuro anche questa piega come si svilupperà. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata, una buona settimana a tutti. Avete ascoltato